Ci troviamo in via Cividale, come quadrato dal nostro tecnico Paolo Bassi avete visto un passaggio a livello. Ora le sbarre sono alzate ma solitamente vengono abbassate appunto per il passaggio dei treni. Proprio questi passaggi a livello sono 5 nel capoluogo friulano e creano un vero e proprio problema. Dividono la città e quindi i comitati si sono radunati per chiedere con una raccolta di firme la loro eliminazione. E allora andiamo direttamente, avremo tanti ospiti nel corso della puntata di oggi di Screenshot, andiamo a vedere con i comitati la loro richiesta. Buongiorno, allora, il comitato cosa chiede esattamente? Allora, il comitato, è nato nel 2012 il comitato e chiedeva l'eliminazione dei passaggi di livello e la creazione di un parco urbano. Adesso è nato il nuovo comitato per insistere ancora di più, il comitato Mansi, per chiedere il parco urbano a posto della ferrovia, come avviene in tutta Italia anche all'estero. È ora di finirla, di avere questa cosa che si chiudono in 20 minuti, no? E poi Sentiamo anche i rumori adesso, dovrebbe passare appunto il treno, proprio in questo momento che abbiamo iniziato la nostra trasmissione. Voi abitate in questa zona? io vicino a quello di via Butrio. Questa c'è via Cividale, via Butrio. Sì, prima abitavo in via dello Stella, quindi dicevo di nuovo sempre quella. E tutti i giorni sente questa campanella? Ho fatto la foto anche l'altro giorno ai mezzi dei vigili del fuoco, sono arrivati a sirene spiegate lì e si sono dovuti fermare. Quindi sono dei pericoli continui. Tra l'altro, ecco qua, ho il cartello lavoro in corso della vecchia tratta che è stata già raddoppiata e riattivata, è costata solo 4 milioni e 2, tutto il raddoppio della tratta e riattivazione. Adesso mancherebbe poco per concludere e finalmente fare il parco urbano a posto di questa ferrovia che non serve a niente, fa solo danni, inquinamento. Anni fa hanno misurato l'inquinamento di Orcanciani, perché le macchine, come vedete, stanno lì col motore acceso e si forma un continuo inquinamento dell'area della città. È un'area in cui abitano circa 20.000 persone, mica poco, e sarebbe l'ora di finirla. Siamo sottanza a Udine, perché altrove risolvo e qua no? Ecco, sentiamo anche qualche altro commento, sentiamo questa persona. Se siamo particolarmente fortunati, adesso mentre passa il treno, o forse meglio dire sfortunati, potremmo sentire le sirene di un mezzo di soccorso, come è successo una settimana fa con i vigili del fuoco. Un ulteriore motivo non detto dall'amica Margherita per eliminare con data ieri questa assurda frattura nella città. Allora, noi avremo anche dei politici, prima e soprattutto il senatore Pittoni. Perché il senatore Pittoni? Perché lui si è occupato fin dall'inizio di questo problema, è in contatto appunto con RFI e quindi chiediamo al senatore Pittoni a che punto sono questi lavori che dovrebbero portare fuori questi treni che passano, adesso è passato uno, dovrebbe passare un altro tra 20 minuti. Allora, il mio impegno concreto è partito con l'inizio di questa legislatura, nel 2018, quando ho chiesto un tavolo ministeriale per chiarire una volta per tutte se l'operazione, cioè la dismissione della tratta che taglia la città, era fattibile o meno. Al tavolo si è chiarito che tecnicamente non ci sono particolari difficoltà, ci sono una serie di operazioni che rientrano comunque in un quadro di aggiornamento generale della struttura, non riguarda solo la città di Udine, con investimento di 200 milioni. Di questi 200 milioni 50 sono già stati stanziati e si sta lavorando in questo momento con questa prima tranche. Per portare fuori i treni con una circonvallazione? Arrivare alla condizione che consenta la dismissione della tratta interna. E 50, dicevo, sono già arrivati e si sta lavorando con questi. E mancano 150 milioni che rientrano in una trattativa che sarà avviata i prossimi 3 mesi, se non sbaglio, tra l'assessorato regionale e il Ministero di riferimento, il Ministero delle Infrastrutture, che speriamo si chiuda il più velocemente possibile. Comunque il progetto, ripeto, è avviato, i tempi dipendono un po' dall'emergenza pandemica che stiamo subendo da 1 anno e mezzo, un po' ovviamente anche dalle risorse che in una fase come questa magari è un po' più difficile ottenere, però sono previsti, è solo questione di tempo. Ecco, tempi certi non se ne posso dare visto gli inconvenienti che ci sono stati. Cambiano i governi, cambiano gli interlocutori, non è facilissimo arrivare, però lei mi ha detto... L'operazione è partita e quando arriveranno i soldi che mancano sarà sicuramente chiusa. E
non c'entra nulla tra l'altro col progetto da 1,5 miliardi, che è un'altra operazione che potrà incidere non subito ma tra 20, 25, forse 30 anni, perché l'obiettivo è il 2050, che consentirebbe con una linea sotterranea, quindi che non avrebbe alcuna influenza in superficie possiamo utilizzare la linea attuale per una pista ciclabile, possiamo farci qualsiasi cosa. E se dovesse realizzarsi, comunque si tratta di un qualcosa che non incide per quanto riguarda i movimenti cittadini, cioè la città non sarà più tagliata in due, e che darà eventualmente la possibilità, nel caso di un particolare sviluppo economico dell'area portuale, di non creare difficoltà nel traffico ferroviario. Però intanto con questo verrebbero eliminati subito, immediatamente i passaggi a livello, oppure no, nei prossimi anni o bisogna aspettare il 2050? No, assolutamente no, ripeto, sono due operazioni distinte. La prima, quella da 200 milioni, porta alle condizioni per dismettere la tratta ferroviaria in superficie. Una volta che ci saranno le condizioni, è un atto politico in carico all'assessorato regionale deciderne la dismissione ufficialmente. Lei mi ha detto che entro 3 mesi dovrebbe esserci questa trattativa. Esatto, i prossimi mesi saranno impegnati in questa trattativa per avere i 150 milioni mancanti, e comunque è un impegno politico preso dall'attuale giunta regionale, che si intende portare nel tempo, ovviamente. Cioè, nel momento in cui finalmente sarà completati i lavori per questa spesa di 200 milioni, cioè quando avremo le condizioni, dovrà esserci un atto politico che decide di non utilizzare più questa tratta. Allora chiederemo al comitato se ha sentito magari di dare una risposta, perché credo che sia più che una promessa, questo è forse un dato di fatto, quello che ci ha annunciato Pittoni. Voi ci avete, dopo ci dite, Scalettari, voi ci avete provato come giunta precedente, Onsel ci aveva provato a eliminare questi passaggi, qual è il problema? Il problema è che in realtà la competenza del Comune di Udine è modesta, nel senso che su questo ha ragione il senatore, la competenza del Ministero e eventualmente del rapporto che il Ministero ha con l'assessorato regionale, e quindi appunto la competenza del Comune è modesta e quindi può essere solo uno stimolo, e quindi la giunta attuale comunale o quella precedente può avere un ruolo di stimolo nei confronti appunto di queste altre istituzioni. Però Onsel aveva firmato un protocollo. Con RFI, aveva parlato con RFI, sembrava che si fosse arrivati a un punto di svolta. Sì, aveva firmato un protocollo che prevedeva uno studio di fattibilità, che poi è stato disatteso dalla giunta regionale di Fedriga, che ha fatto scelte diverse, ma credo che questo sia un aspetto tecnico. Io credo che l'importante in questa vicenda sia che tutte le forze politiche si marcino compatte verso questo obiettivo. Cioè, qui abbiamo una rappresentanza dei cittadini, ma ai tempi raccolsero migliaia di firme addirittura per l'eliminazione di questi passaggi a livello, quindi a significare che si tratta di un tema molto sentito in città, e credo che mai come in questa occasione le divergenze politiche non abbiano francamente nessun senso. L'obiettivo è comune a tutti e bisogna lavorare tutti per raggiungerlo, ognuno con le proprie competenze. Il Comune, sentivo prima, giustamente sono stato corretto, deve avere lo stimolo di sollecitare i propri parlamentari e diciamo le altre istituzioni per raggiungere questo obiettivo, che in realtà è a portata di mano da un certo punto di vista, se si pensa che quello che sembrava impossibile, cioè far passare dei treni passeggeri nella tratta interrata, in realtà già da qualche mese avviene. Mansi ha sentito un po' le parole di Scalettaris e Pittoni, vi tendono la mano la politica, ma fino adesso non avete visto nessun abbattimento, nessun abbattimento di questi passaggi a livello. Avevate raccolto quante firme in passato? Allora, noi avevamo raccolto oltre 8.000 firme. E volevate fare anche un referendum? E volevamo fare anche un referendum che ci è stato bocciato, ma... Perché bocciato? Perché? Bocciato perché non era inerente al piano regolatore. E quindi, dopo vi siete un po' persi negli anni dopo, 1 o 2 anni, e dopo siete adesso tornati alla carica nuovamente, perché? Allora, noi non ci siamo mai persi, noi abbiamo sempre continuato a camminare convinti che i passaggi a livello imprigionano la città di Udine, rendono questa città prigioniera e desolata. Ma mi permetto un passaggio, le cose che ho sentito anche del senatore Pittoni, persona
rispettabilissima, sono cose vecchie, dette e ridette, ma non oggi, dette nel 2016, quindi quei soldi di cui parlava l'onorevole... 2016 Pittone, ma è vero? No, chiedo, No, chiedo subito un momento la risposta. Lei parla dal 2016 delle stesse cose? Il tavolo che ha ufficializzato al Ministero la possibilità di dismettere la tratta è del 2018. Quindi parliamo di 2 o 3 anni fa, insomma. Dunque, l'onorevole Pittoni dice cose ridette e vecchie. Andatevi a leggere gli accordi di programma di RFI, il decreto che fare, i 50 milioni, i 10 milioni, i 200 milioni partono da lì. Quindi non si aggiunge niente. Il problema vero è un altro, e cioè perché noi abbiamo i passaggi a livello a Udine? Per il semplice motivo che a Udine e in regione comanda RFI. RFI fa quello che vuole. La politica, i nostri politici sono prigionieri di RFI, non sanno cosa dire, vanno a Roma. Chiedo a Scalettaris, che magari è stato anche assessore presidente dei lavori pubblici, magari se ha avuto realmente dei problemi con RFI in passato. RFI dipende dal Ministero, RFI sì, ha un potere contrattuale che il Comune si sogna naturalmente ed è stata una battaglia anche quella di riuscire a spostare semplicemente quasi, perché in realtà non sono tutti, i treni passeggeri e merci, chiedo scusa, che quasi tutti non passano più qui, qualcuno sì per la verità, e i 5 treni passeggeri che adesso passano a tratta interrata. Sì, la situazione era molto peggiore prima però, sì? Allora è migliorata adesso. Lei che è ristoratore qua, com'era la situazione? Lei ormai ci vive da anni qua. Adesso è migliorato un po'. Prima era una roba da non vivere. Ogni 5 minuti passava un merce e dopo subito un passeggero. Adesso abbastanza bene, dai. Quindi non c'è da lamentarsi. Ricominciano a ripassare anche i merci di nuovo. Da quando? È un periodo che ripassano. Sì, ci sono. È vero. Allora, andiamo in pubblicità. Ci vediamo tra qualche minuto, sempre col comitato. C'è una serie di articoli qua sul passato e poi parleremo anche con altri cittadini che sono venuti qua a trovarci proprio, richiamati dalle telecamere. Pubblicità. Eccoci nuovamente, screenshot della puntata ambientata oggi in via Cividale. Come avete visto, chi si è perso la prima parte della puntata è passato un treno. Oggi si parla di passaggi a livello, di eliminazione di questi odiati passaggi a livello, che se ne parla da anni. Sono passati 10 minuti e ne passa un altro di treno. Tra pochi minuti magari lo faremo anche vedere. Qua vicino a noi il comitato, politici che si sono radunati, c'è un comitato che raccoglie le firme, ne ha raccolte 8.000 nel passato, non sono servite a nulla perché doveva esserci fatto un referendum, adesso ci ritenta 4 anni dopo e vediamo che cosa accadrà. Però il senatore Pittoni, che mantiene rapporti con RFI, ha annunciato che la situazione dovrebbe sbloccarsi tra 3-4 mesi, poi che i lavori arrivino, che ne so, tra 4-5 anni. Quello purtroppo non può decidere sicuramente la politica. Allora andiamo a vedere, intanto passerà il treno, magari torneremo tra poco a vedere. Eccoci qua, magari facciamo vedere qualche cittadino qua, chi vuole parlare? Venga qualche cittadino. Ecco, lei per esempio abita qua. Io abito a Pacco e devo attraversare 2 passaggi a livello all'andata e al ritorno. Ho assistito in via Butrio un'ambulanza ferma 8 minuti in codice rosso. Vigili del fuoco fermi. Perché non facciamo passare tutto di là? È proprio vero che RFI comanda. E loro hanno detto che è un problema politico. Io ho i miei dubbi. Punto. Ecco. Abbiamo atteso più o meno, bassi, quanti erano? 4 minuti, 3 minuti diciamo.
Però c'è tanto rumore, io sento tanto rumore, magari voi telespettatori non riuscite a sentirlo, però c'è tanto rumore, c'è tanto via vai di macchine, insomma non è facile stare in queste zone, immaginiamo, soprattutto per chi vive, dal punto che qualche volta sui social qualcuno scrive è nata prima la ferrovia, i passaggi a livello oppure le case, chi lo sa, però la gente qua vorrebbe un parco urbano? Vorrebbe un parco... Tanto un bel parco urbano anziché il sedime ferroviario, perché è raggiungibile. Questo sarebbe il parco urbano e quindi si raggiungerebbe dalla stazione fino a Vat, Godia e oltre, e abbiamo la possibilità di andare in bicicletta, a piedi, in un bel parco, viale alberato, e i bambini sono vicini alle scuole elementari, scuole materne, scuole medie, farmacia, supermercati, e quindi non ci sarebbe tanto il caos. Poi voglio ricordare che stiamo... Ecco, facciamo vedere come verrebbe questo parco urbano. È una cosa meravigliosa, guardate, questo sarebbe il sedime ferroviario e quindi il viale alberato con l'inserimento di parco giochi per i bambini, panchine per gli anziani, per la lettura, è una cosa fantastica. Però abbiamo sentito prima il senatore venga qua, il senatore ha detto che è ottimo, sì, non è credo che sia il contrario a questo, anzi il senatore ha detto nel momento in cui la tratta viene interrata e stanno lavorando per questo si può fare tutto. Neanche che venga interrata, ripeto, sono... Non è che vogliono interrare proprio la... Quindi ho paura che vada sotto le case. Il progetto... battere queste case... Il progetto attuale, quello da 200 milioni, prevede la dismissione, non l'interramento. L'interramento rientra in un'idea proiettata al 2050. Guarda che noi non ci saremo più, saremo già a fare le sabbie. Ma lo devono pensare per i figli, i politici devono pensare per un domani, non è che possono pensare al 2022 per tutto. Per una spesa tra l'altro da 1,5 miliardi, soldi che verrebbero spesi sul territorio, per cui anche non è detto che sia negativo. Ma è un progetto assolutamente autonomo, non c'entrano nulla, quello da 200 milioni con quello da 1,5 miliardi. Bittoni vuole dire che nel 2026 c'è la possibilità di non far passare i mezzi, a parte il fatto che fa più confusione la moto del treno. Noi stiamo lavorando in questo momento al progetto da 200 milioni. Esatto, che noi stiamo in buona fede con il senatore Pittoni affinché questo progetto entro il 2026 sia esaurito. Esatto, e una volta dismessa si può fare quello che si vuole, il progetto che ha appena illustrato la signora è sì, ottimo direi. Allora andiamo a sentire, In tutte le città. andiamo a sentire qualche cittadino, un momento, dopo concludiamo, qualche cittadino, lei signora abita da queste parti? Buongiorno, io mi chiamo Morocuti Rosanna, faccio parte del comitato originario, anzi ero Ci sono più comitati? c'è un unico comitato che è l'originario. Che è questo? Allora... No, ci sono poi più comitati, capisco qua. No, ok. C'è un solo comitato. Ecco, io sono la segretaria, se venite a casa mia ho tutte le... Ce n'è solo uno, abbia pazienza. Arrivano, quando allora, Lei mi dica, lei fa parte di un comitato che lei ritiene il comitato originario. è originale. Ok. Io ho lo statuto, è stato registrato in comune e il comitato che si è formato 9 anni fa, nel dicembre 2000. Allora, Allora mi dica qual è la situazione in cui voi vivete. Allora, Questo interessa la gente, che ci siano 13 comitati o uno. la gente deve sapere che noi come comitato stiamo lavorando da 9 anni. Abbiamo praticamente partecipato a tantissime diciamo, attività, tipo non so se vi ricordate la marcia, la biciclettata, le lenzuolate, le lenzuolate le ho attaccate io al Si mi allontana il Beardi. microfono e mi lo avvicina. Scusi, poi volevo dire un'altra cosa. Qui c'è da fare una riflessione sul rapporto che c'è tra l'amministrazione e i cittadini, perché io ho praticamente mi sono impegnata come rappresentante del comitato dal 2012, cioè da quando è stato costituito.
Allora, era stato promesso un tavolo di lavoro a cui avrebbero dovuto partecipare cittadini, perché Non l'ha visto. no, Non l'ha visto. no, i cittadini cosa vogliono? C'è scritto anche sullo statuto del comitato, vogliono la dismissione dei 5 passaggi a livello. Questo è chiaro. Sì, ma non lo vogliono perché è un capriccio, lo vogliono perché la qualità della vita in questa zona è scadente proprio a causa dei passaggi. Questo mi pare che sia chiaro per tutti, cioè chiaro, che si non chiami abbiamo comitato. I I tempi. tempi l'ha detto Pittoni, 2026 che penso, giusto? Almeno una parte, No, insomma. io voglio tempi, perché Dipende da quando arrivano i soldi. allora il cittadino non può essere preso in giro, cioè Il progetto è già completo. E se c'è stato un ritardo l'ultimo anno è indipendente dalla nostra volontà perché è legata alla pandemia. comunque Ha detto che non serve fare 120 ore di scuola guida per andare in un'altra tratta, basta andare un giorno o due assieme a uno che già guida, ha detto, quindi anche quella delle 120 ore non ha senso. Poi guardate qui, questa qui, vedete, c'era componenti del secondo comitato, all'inizio era dentro il nostro. Allora, le cose tra comitati in questo momento, no, ma ho capito, le cose del comitato non siamo qui per questo, immaginiamo, ecco, questo è l'importante. E se c'è qualche... Certo, adesso lasciamo loro parlare per i comitati. Andiamo a sentire qualche altro cittadino. Signora, lei abita da queste parti? No? Qualcuno... Stiamo organizzando la raccolta, abbiamo già raccolto quasi 500 firme e stiamo facendo i banchetti appunto per riuscire a risolvere la trasformazione del sedime ferroviario in parco urbano e quindi domani faremo il banchetto e i cittadini si ricordino che saremo in Galleria Bardelli dalle 17:30 alle 19 e poi il seguito via Butrio il sabato successivo. Vedranno poi l'esposto sul Messaggero. Ok, Scaletaris, allora io devo concludere tra poco la trasmissione, io immagino che manchino quei 3 minuti, 2 minuti, ha sentito un po' i cittadini, a parte fatto qualche divisione, insomma, vabbè, può capitare, insomma, succede nella politica, figuriamoci tra anche vicini di condominio. Come ci lasciamo? Che appello lancia alla maggioranza a questo punto, perché lei è minoranza? Beh, alla maggioranza non è che devo lanciare molti appelli, ma infatti No, ecco, consiglio... questo è un bel messaggio. Ma questo era... Questo è un bel messaggio, magari anche un applauso ci vorrebbe. Ma già da tempo, non è di adesso. Io e Scalettari siamo in contatto da un sacco di tempo sulla questione e credo in particolare l'ultimo anno ci siamo sempre mossi assolutamente in sintonia. Insomma, il Consiglio Comunale ha fatto anche degli atti a riguardo, nel senso che è uno, credo, degli unici atti di questi ultimi anni che è stato votato all'unanimità, quello di appunto dare tutta la, per così dire, la forza possibile ai parlamentari, tra cui il senatore Pittoni, per portare avanti questo progetto. Per cui noi confidiamo nel lavoro che i parlamentari fanno a Roma e che la Regione fa rispetto su RFI, nei confronti di RFI, per raggiungere il risultato prima possibile. È chiaro che i cittadini vogliono delle date. Tra l'altro Abbiamo delle date precise, rispettate. il tavolo non è una cosa normale che si faccia un tavolo ministeriale su una cosa che alla fin fine è locale. Abbiamo tenuto un tavolo e proprio a quel tavolo RFI ha dovuto chiarire che l'operazione è fattibile, che quindi bisognava andare avanti, ottenere questo finanziamento di 200 milioni per un progetto che era già pronto. Il progetto era già pronto. Va bene, allora io ho concluso. Speriamo che questo 2026 più o meno sia una data, insomma, che possa... Intanto passa anche il terzo treno, tanto per cambiare in 20 minuti 3 volte il treno. Io vi saluto. Io ringrazio tutti quanti per essere venuti, magari qualcuno non sarà d'accordo, però l'unica certezza è che passa un altro treno in 25 minuti di trasmissione e soprattutto si abbassano i passaggi a livello, le sbarre. Grazie, arrivederci, ci vediamo la prossima settimana sempre con Screenshot.